Di non riconoscere il nuovo governo sovietico? Sì, certo, un nuovo governo, poi si chiama un governo, sono 8, non si sa che cosa sono e via dicendo, quindi il nuovo regime non va riconosciuto e questo è il primo atto, perché tutti gli altri piagnistei e storie sugli aiuti economici sono tutte balle. I Verdi aderiscono a questo sit-in organizzato dai radicali che si sta svolgendo davanti all'ambasciata sovietica? Sì, avevamo indetto anche una manifestazione, siamo contenti che anche i radicali, speravamo che anche altri gruppi politici fossero presenti qui per manifestare la nostra completa disapprovazione, la nostra contrarietà al colpo di Stato militare in Unione Sovietica, per dire che il nostro governo non deve riconoscere il regime militare sovietico, in cerca oggi di riconoscimenti. Infatti la loro prima mossa è stata quella di scrivere al segretario generale delle Nazioni Unite e fare in modo da sostenere il movimento democratico che si è sviluppato e speriamo si sviluppi in Unione Sovietica. Ma noi riteniamo che un colpo di Stato non risolva assolutamente la crisi di questo grande Paese. Le prerogative democratiche devono essere garantite ed è attraverso procedure corrette di democrazia, di svolgimento dei diritti istituzionali che deve e può essere affrontata questa crisi. Qual è la prima reazione dei militanti di Rifondazione Comunista? È stata quella di condannare il fatto che si pensi possibile una soluzione della crisi grave che attraversa il Paese attraverso misure di tipo autoritario che sono quelle che hanno in passato proprio determinato questa crisi.